Sono ancora diversi i punti da rivedere, ma è pur sempre una prima bozza dell'atteso contratto di governo firmato Lega Movimento 5 Stelle. 39 pagine che toccano gli aspetti più importanti della vita sociale ed economica degli italiani. Occhi puntati sulle voci che riguardano l'economia, con quel reddito di cittadinanza al centro della campagna elettorale per le politiche, che funzionerà solo quando saranno realmente operativi i centri per l'impiego, e poi il ritorno dei voucher e la conciliazione sulle cartelle esattoriali. Una serie di capitoli e sottocapitoli che già non mancano di far discutere le categorie economiche e sociali. Critico Vendemiano Sartor, rappresentante degli artigiani, uno dei settori che più ha risentito della crisi e che attende con impazienza risposte dal governo che verrà. Prima di parlare di aumento dei costi, sarebbe necessario parlare di riduzione della spesa pubblica. In un territorio come quello veneto e trevigiano, spiega Sartor, a convincere davvero poco è il concetto di reddito di cittadinanza. Nei nostri territori la gente vuole trovare un posto di lavoro, vuole lavorare, non vuole vivere, tra virgolette, assistita a casa. Fino a quando non verrà posta la firma sul contratto definitivo non è possibile sbilanciarsi, spiega Paolino Barbiero del sindacato pensionati, ma qualcosa da rivedere c'è. Non si parla dei coefficienti per andare in pensione, non si parla delle rivalutazioni di chi è già in pensione, quindi ci sono alcuni elementi che vanno chiariti. Questa è una formula di governo talmente inedita che non ci sono termini di paragone, dobbiamo solo aspettare, spiega Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Veneto. Chiaramente rispetto alle aspettative delle singole categorie probabilmente c'è bisogno di un periodo di assestamento, vediamo cosa succede.